Buonasera, buonasera a tutti. Allora, spero vi sia interessato. L'argomento è molto forte, anche se è trattato in maniera particolare dalla regista. Il film è importantissimo perché tratta del perché, tutto sommato, oggi siamo ridotti come siamo ridotti. Indubbiamente la mafia oggi non cresce, non prolifera più con strumenti eclatanti, facendo scorrere molto sangue, ma cresce in maniera molto silenziosa. In maniera silenziosa e soprattutto con esponenti delle istituzioni che spesso negano l'esistenza di questo fenomeno. Ora, pochi mesi fa il vice sindaco di Verona è stato arrestato per questioni di corruzione legate all'edilizia. Il sindaco di Verona, Tosi, è stato pedinato dai carabinieri a Crotone, che andava a cena con boss andranghetisti. Qui a Vicenza va tutto bene? È una domanda che forse è il caso di porci. Se un giorno a Vicenza arriva un progetto come quello di Borgo Verga, di questo tribunale, costruito con ogni tipo di illecito, noi stiamo controllando un attimo tutta la documentazione, abbiamo fatto anche degli esposti alla Corte dei Conti piuttosto che in procura, hanno combinato di tutto per costruire quel mostro e l'amministrazione continuava a dire, continua forse ancora a dire che va tutto bene, che è tutto in regola. Se oggi a Vicenza arriva un progetto come quello della TAC, chiamatela come volete, che è una città così piccola, conosciuta nel mondo per una cosa solo, per il Palladio. È un gioiello definito patrimonio dell'umanità, che viene tagliata in due da questa mostruosità da quasi 5 miliardi di euro, che demolisce la stazione centrale per fare cosa? Ma ci facciamo una zona residenziale, costruisce due stazioni nuove, una a Borgo Berga e una ai Pomari. Fatalità al servizio di due nuovi insediamenti urbani. Va tutto bene qui? Non so, secondo me delle domande dobbiamo porcele e dobbiamo soprattutto essere dei cittadini molto attivi e attenti, farci delle domande ma anche partecipare alla vita pubblica, perché la politica, e certa politica soprattutto, conta proprio sull'indifferenza, sul silenzio, sulla gente che è indaffarata a fare tante altre cose e non gli va a fare i conti in tasca, a controllare il loro operato. Quindi io concludo, perché non voglio sicuramente rompervi con questi pipponi. Casomai all'uscita, per chi vuole delle spiegazioni o altro, daremo ulteriori informazioni. Quindi lascio la parola a Sabina Guzzanti.